Oggi siamo qui a proporre una conferenza che non è una conferenza in realtà, perché è un caffè scientifico sulla disinformazione. Come associazione abbiamo partecipato a questo evento nazionale che ha titolo La bufala è servita tra scienza e pseudoscienza, perché ci interessava molto portare all'attenzione dell'opinione pubblica anche locale questa problematica della disinformazione, come ci si può informare nel modo più corretto possibile e soprattutto consapevole. Per questo motivo abbiamo cercato di ideare un caffè scientifico invitando dei relatori competenti in materia che diano degli strumenti anche innovativi alle persone comuni per poter risalire alle fonti, capire se chi ci sta fornendo un'informazione abbia i titoli per poterlo fare e quindi per difenderci da bufale, per esempio, che molto spesso circolano su internet, su Facebook, con molta facilità. Speriamo quindi che questo pomeriggio sia un'occasione per lanciare un nuovo percorso perché la cittadinanza possa diventare più consapevole e più informata. Nel mio intervento parlerò di come riuscire a riconoscere, darò qualche consiglio per riconoscere le bufale che troviamo quando leggiamo le notizie o quando sentiamo dei passaparola a proposito di scienza e innovazione. Uno degli esempi che porterò sarà sicuramente quello del caso Stamina, uno dei casi più importanti in cui purtroppo la disinformazione ha creato insomma, una polarizzazione dell'opinione pubblica su una tematica importante in materia di salute, in materia di sanità pubblica. Mi sembra che nell'incontro organizzato oggi a Udine da Caledo Scienza sia emerso fondamentalmente questo messaggio, l'importanza di non essere pigri, di essere curiosi, di accendere il cervello e di non fidarsi di tutte quelle informazioni, di quelle che possono essere truffe, informazioni false, complottiste che fanno leva sulle emozioni e sulla nostra pancia, e soprattutto il fatto di cimentarsi e di trovare del tempo per verificare tutto ciò che leggiamo o che ci viene raccontato, perché questo può essere un antidoto importante per non nutrirsi di bufale piuttosto di cultura, perché una società senza cultura è una società che rischia di essere dominata da false credenze e superstizioni che ci rendono facili vittime della cattiva scienza ma anche della cattiva informazione.